I dolci che vi proponiamo oggi sono tra i più eleganti e belli da vedere, per la loro glassa lucida e le decorazioni preziose. Parliamo dei famosi pistoccheddus. Iniziamo rompendo le uova in una ciotola capiente. Aggiungiamo lo zucchero. Cominciamo a lavorare il composto con l'aiuto di una planetaria. Setacciamo i 2 tipi di farina, il lievito e poi aggiungiamoli alle uova. Aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone. Mentre l'impasto continua a essere lavorato, aggiungiamo il burro e poco alla volta il latte. Continuiamo a impastare fino a che non avrà raggiunto una consistenza morbida ed elastica. Una volta pronto, mettiamolo in frigorifero a riposare per 2 ore. Passato il tempo necessario, riprendiamo il nostro impasto. Prendiamo poco impasto per volta e iniziamo a lavorarlo. Creiamo dei cilindri di impasto e poi diamogli la forma che preferiamo. Passiamo alla cottura. Disponiamo i biscotti e inforniamo per 15 minuti. Nel frattempo passiamo alla preparazione della glassa. Cominciamo montando gli albumi. Poi, piano piano, incorporiamo lo zucchero. Mescoliamo fino a raggiungere un composto denso. Intanto tiriamo fuori dal forno i biscotti. Spalmiamo la glassa sui biscotti aiutandoci con un pennello da cucina e decoriamoli poi con le codette colorate. Per far asciugare la glassa possiamo rimetterli nel forno tiepido per qualche istante. Ed ecco qui i pistoccheddus, eleganti dolci sardi perfetti per impreziosire le vostre occasioni speciali. Scopri tutta la gamma di latte arborea.